Urla, spintoni, blocchi, la grana profughi torna a scoppiare e dopo le proteste dei sindaci contro i nuovi arrivi, questa volta a innescare la miccia sono stati gli stessi immigrati, protagonisti di una clamorosa protesta lungo l'Alemagna. È successo a Vittorio Veneto, città su cui era aleggiato lo spettro di un hub regionale, scacciato dopo una levata di scudi bipartisan. Alla fine l'accoglienza si è fermata a quota 114, posti garantiti dal CEIS di Belluno in questa struttura in via Marconi, ma la misura è colma e la tensione è esplosa proprio nei giorni dell'ennesima tragedia nel canale di Sicilia. Dalle 8:30 del mattino per quasi un'ora i manifestanti hanno paralizzato il traffico lungo la statale 51, fermandolo anche con cassonetti della spazzatura, mattoni, bancali di legno. Al centro della manifestazione una serie di rivendicazioni legate alla permanenza che per alcuni dura anche da 8 mesi. Lamentele per le presunte carenze di medicinali e vestiario. Richieste di documenti per poter uscire dall'Italia. Rimostranze per le spese legali connesse alla ricerca di lavoro. Decisiva è stata la mediazione dei carabinieri per convincere i manifestanti a rientrare nel cortile, dove il sit-in è comunque continuato all'insegna della tensione. Il responsabile Don Gigetto De Bortoli non ha voluto commentare l'accaduto. Furioso invece il sindaco PD Roberto Tonon, che annuncia telecamere mobili nella zona della struttura e tuona: non sono tollerabili comportamenti che incidono negativamente sul regolare svolgimento della vita cittadina. Duro anche il governatore leghista Luca Zaia, una situazione indecente che segnala il totale disinteresse del governo per il problema della gestione dei profughi. Indignazione trasversale dunque. Chi viene accolto in un paese deve prima di tutto rispettare le regole, quindi il principio della legalità deve essere sovrano. L'educazione dovrebbe essere il principio essenziale di ogni persona. Questi dopo la TV per vedersi le partite del Congo adesso vengono anche a bloccare la mobilità. E stasera presidio di Forza Nuova.